Ciao a tutti carissimi amici, amanti del friscaletto, del friscalettone, del friscaletto siciliano. Sono io Nino, sono qua sotto, metto qua sotto perché io non mi devo vedere, più che altro in primo piano c'è il nostro amico friscaletto, vedete, eccolo qua, il friscaletto siciliano fatto, quello più bello, diciamo, non si offendano gli altri, ma perché c'è l'altro tipo di friscaletto siciliano, quello con praticamente 7 buchi e uno dietro. Invece questo, vedete, ha 7 buchi davanti e 2 dietro. Vedete? Questo, quindi 7 più 2, 9 buchi. Il classico friscaletto alla catanese, alla messinese, che è quello proprio più tipico, no? Allora, sto ricevendo parecchie vostre telefonate, parecchie anche domande su internet, sul canale YouTube, a quale vi consiglio di iscrivetevi al mio canale YouTube, ma non per fare il figo, ma più che altro per avere i miei consigli, e poi oltre a iscrivervi, poi anche cliccate sulla campanella per avere poi tutte le novità e tutti i video nuovi che io metto, oltre alla musica, tutte le altre cose di cui io mi occupo, però voi in questo caso seguirete il friscaletto. Quindi ricordate, questo è un friscaletto siciliano in do, costruito dal maestro lutaio Rosario Altadonna di Messina. Quindi voi avrete 7 buchi davanti e 2 dietro. Può essere in canna così, oppure abbiamo quello che vi dico sempre io, in polistirene che costruisce il maestro Pinzone. Questo va molto bene per chi inizia a suonare, in quanto è molto più facile gestire nell'emissione, nel soffiare, nel soffio, poi non risente della temperatura, del caldo. È un po' come anche, è uno strumento un po' come fosse un po' da studio, quindi questo è uguale, solo che, ripeto, per chi inizia è più leggero, molto più leggero da suonare, è più facile da gestire anche con la saliva. Invece quello con la canna, già la canna è un materiale già vivo, quindi un materiale biologico, quindi la canna, come essendo un vegetale, quindi un corpo che vive, no? Quindi una pianta che vive, risente della temperatura, della saliva, del freddo, del caldo. Una cosa che volevo dire, non vi volevo annoiare, è cioè io posso mettere tutte le tarantelle, pezzi difficili, ma tanto non ha senso. Io più che altro voglio aiutare chi si approccia allo strumento. Nei miei video io parlerò sempre come fosse uno strumento in do, cioè abbiamo un friscaletto in do, friscaletto in sol, friscaletto in si bemolle, in la, un po' come anche i sassofoni, ci sono sassofoni di varie taglie. Quello che cambierà il suono, però io mi rivolgerò sempre a voi come fosse un friscaletto in do, quindi chiamerò le note sempre con lo stesso nome. Sicuramente un friscaletto in si bemolle, friscaletto in la, a parità di buchi, a parità, ecco, di dita messe, quindi messe nel flauto e friscaletto, cambierà il suono che esce. Però io vi parlerò sempre in do, un po' come girare tutto il mondo e parlare sempre in inglese. Cambiano le nazioni, cambiano le lingue, però noi ci facciamo capire da tutti con l'inglese. Io quindi vi chiamerò tutti i brani e tutte le note sempre come fosse un friscaletto in do. Andiamo a vedere la scala del friscaletto in do. Perché si dice friscaletto in do, friscaletto in si? Perché il friscaletto è tagliato in modo che le note che girano intorno alla nota do. Per capire che tipo di friscaletto è, bisogna suonare il friscaletto coprendo 5 buchi davanti, quindi coprendolo tutto, coprendo i 2 buchi, copriamo dietro, vedete, 1 e 2, e poi i 5 buchi. Questo ci darà il nome del friscaletto, quindi in questo caso darà la nota do, perché è un friscaletto in do. Allora, facciamo la scala del friscaletto siciliano. Allora, come diceva il mio amico Pietro Visco da Procida, vuole vedere, allora, otturiamo il primo foro dietro e il secondo, quindi chiudiamoli tutti e due, quindi parlo sempre come fosse tutti chiusi, do per scontato che sono tutti chiusi, vi parlo sempre, quindi chiudiamo coi pollici e poi chiudiamo tutto, quindi 7 fori davanti e i 2 dietro, quindi in tutto 9. In questo caso avremo il la.
con 8 fori, quelli dietro sono sempre otturati, avremo il Si bemolle. Con 5, quindi prima, allora, ripetiamo, allora, con 7 fori davanti chiusi con quelli dietro abbiamo il La. 6 fori davanti, dietro sempre occupati, Si. Si bemolle. Poi vedremo che facendo il mezzo buco abbiamo il Si naturale. Ma questo verrà dopo. Quindi ripeloghiamo. 7. Si bemolle. 6. Il Do, che è la nota fondamentale, Do, 5. Poi 4, Re. Ora andiamo 3 e soprattutto con i 2 pollici sempre dietro chiusi, quindi 3 con 2 pollici. Mi. Leviamo il pollice dietro e arriveremo al Fa. 2, sempre con quello dietro, Sol. Poi 1 col il coso dietro, La. Oh, arrivati qua, a ponte, sempre col pollice dietro, Si bemolle. Andiamo avanti solo col pollice, se eventualmente potete tenere con l'altra mano come faccio io. Il Do, quindi l'ottava del Do, basso, Do, levando il tutto vuoto e tenendolo solo qua, da il Re alto. Allora, rifacciamo la scala, partendo da La, Si bemolle, Do, Re, Mi, leviamo il pollice e va il Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, scendendo, Re, dietro il foro, Do, in mezzo, Si bemolle, La, Sol, arrivati qua, pollice dietro, Mi, Re, Do, Si bemolle, La. Questa è la semplice diteggiatura. Se volete io vi mando la tavola, scrivetemi, vi mando anche la tavola con le posizioni, con le numerazioni scritte, con le note e con il numero dei buchi. È molto semplice. Esercitatevi sulla scala. Ok? Io cerco di mettermi in posizione per far apparire le dita migliori, quindi quello che un po' può sfalsare da chi suona magari già il saxofono, il clarinetto o anche il flauto traverso è che il friscaletto, avendo questi 2 buchi, cambia tutto, cambiano tutte le posizioni, per cui le note magari lontane o anche vicine, le note vicine sono ancora un po' più lontane perché abbiamo questa diteggiatura. Quindi allora ricordatevi, 7 buchi davanti e 2 dietro, alzate i fori piano piano, ricordatevi delle note dietro. Quindi ripetizione. Leviamo il pollice. Leviamo l'altro pollice.
Esercitatevi un po' con queste scale, con queste note, facendo anche un po' di canzoncine e poi vi darò altri consigli. Scrivetemi e vi manderò la tavola delle posizioni con le numerazioni e con le note. Le note per chi conosce già la musica e le numerazioni per chi invece non sa leggere la musica e gli spartiti. Ciao ragazzi, sempre saluti dal friscaletto siciliano. Ciao ragazzi, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua.